Eccoci, buongiorno. Allora anche per la rassegna stampa di TG Plus di oggi, 18 luglio, partiamo dal mattino. Per la pagina padovana, migranti, il PD all'attacco, la Lega vuole i maxi hub, i Dem di Padova, se ne verrà aperto uno qui la colpa deve ricadere su Stefani Bitonci e Ostellari. Anche il sindaco di Vicenza si batte per evitare tendopoli, dobbiamo gestire i flussi. Il papà del quindicenne ferito dice che vuole gli aggressori in carcere e poi si parla molto del caldo, primo giorno coi tram fermi, assalto ai bus subito pieni e comunque ci sono i disagi anche lì dentro, colpi di calore 20 casi al giorno, 3 asili senza condizionatore, altre cose, l'attacco sul corpo dell'uomo ucciso, forse i proiettili rimasti nelle ossa, si parla della tragedia dove alla Sacra Famiglia dove un carabiniere ha sparato, bugie sulle armi trovati in casa, pena di 6 mesi a Deborah Sorgato, l'omicidio di Noventa. Altre cose che andiamo a vedere sul Gazzettino, per esempio, frena l'inflazione, incognita grano, il costo della vita scende dal 7,6 di maggio al 6,4 grazie al calo dei prezzi dell'energia, ma queste sono notizie più di carattere nazionale. Migranti no ad hub e tendopoli e sindaci nella cabina di regia, questa sarà una notizia che tiene un po' dappertutto. E dopo l'orso, lo sciacallo avvistato nel Trevigiano, cane guida e padrone cieco nella morsa di 2 alani. Altre cose buone per l'approfondimento, queste perché ne parliamo spesso noi di animali d'estate, soprattutto anche per come si devono trattare gli animali, ci sono le gestioni degli animali che sono molto importanti. Poi andiamo su Corriere del Veneto a vedere che cosa dice. Tempesta di caldo, i sindacati chiedono la cassa integrazione per gli operari edili, ma ragazzi, il caldo quando si lavora in un cantiere si fa sentire molto più che in altri posti, solo in fonderia credo che comunque. Poi vedremo anche questo genere di notizie, condizionatori in panne, raffica di chiamate e migranti, il Viminale sta con me. Questo è Zaia che lo dice, accoglienza diffusa, il governatore Zaia che spiega il protocollo approvato da Piantedosi. E poi nella fotonotizia la campionessa di danza morta in un incidente tra ragazzi, aveva 16 anni, casi che abbiamo raccontato purtroppo un sacco di volte. E stretta sui plateatici, si parla di Venezia, 23 sospensioni, ma sapete che poi sui giornali, insomma le prime pagine di giornali che non siano proprio locali sono spalmati un po' su tutto il Veneto. Venezia è il caso delle bricole che nessuno vuole illuminare, probabilmente si riferiscono alla morte di Ricchi, anzi sicuramente. E ci sono anche altre situazioni, Vigo d'Arzere, droga furtiva e falsi documenti, un arresto, i carabinieri fermano le persone. Comunque qui potete entrare nella pagina di Notizie Plus e vedere un po' tutto. Vedete anche qui è stato consegnato a Zaia l'assegno con i 6.000 euro raccolti da una festa fatta a giugno, e poi ci sono anche le altre notizie in pagina di Notizie Plus, che è la nostra rassegna. È tutto.